Chi si astiene? Nessuno. Chi vota contro? 2, in particolare Tassara e Mele. Chi vota a favore? I restanti 12. La pratica è approvata a maggioranza. Con i voti della maggioranza il Consiglio Comunale di Rapallo ha approvato uno degli atti amministrativi più importanti, il bilancio di previsione 2019-2021, che delinea la programmazione e le linee di indirizzo del prossimo triennio. Ad illustrare il documento contabile i membri di giunta, in particolare l'assessora Alessandra Ferrara con delega al bilancio e alla programmazione e Arduino Maini, assessore ai lavori pubblici per l'aggiornamento del DUP, documento unico di programmazione. Il bilancio chiude con un pareggio di 42.256.268 euro. Le voci più consistenti per quanto riguarda le uscite sono la spesa corrente pari a 30.662.000 euro e la spesa in conto capitali di 6.679.000 euro. Sul fronte della pressione fiscale nessun inasprimento per i cittadini rappallesi. L'amministrazione ha confermato per il prossimo anno le stesse tariffe già in vigore sia per quanto riguarda IMU, Tari e Tasi, con tutte le agevolazioni già previste, e non è stata introdotta l'addizionale IRPEF. In merito alle opere pubbliche, la città ha già attivi in questo momento circa 37 cantieri che andranno via via completandosi nei prossimi mesi. A fine marzo inizio aprile, con l'approvazione del conto consuntivo, si potranno programmare nuovi interventi sulla base dell'avanzo di amministrazione. L'ampio dibattito in Consiglio Comunale è stato proprio concentrato sui lavori e i conseguenti disagi per viabilità e le criticità dovute ai rallentamenti dell'attuazione degli stessi. A sollevarlo i due consiglieri di minoranza presenti in aula, Paola Tassara e Mauro Mele. La rassicurazione in merito è che per il periodo estivo i cantieri saranno sospesi per poi riprendere il loro corso a settembre. Nel frattempo, da questa mattina sono arrivate a Rapallo le prime travi che serviranno alla copertura del torrente San Francesco. Con la loro posa si andrà, sebbene solo in parte, a risolvere le criticità viarie riaprendo il tratto del lungomare rapallese.